Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Vittorio Veneto, per la precisione in piazza Pieve di Bigonzo. Faremo uno dei percorsi dedicati di questa zona, il V2, il giro delle due coste. Le due coste in questione sono la costa di Serravalle, che è questa qui, e la costa di Fregona ritorno, che è questa qui. Il percorso è quello verde, noi siamo qui e faremo esattamente questo. Passeremo anche per l'osservatorio astronomico. Cominciamo lungo la strada che ci porterà nella zona di Serravalle. Siamo arrivati alla famosa scalinata di Sant'Augusta. Questa ci porterà fino al santuario di Sant'Augusta. Ciao. Ecco, arrivati alla cappella di San Lorenzo, qui c'è un bivio e non è la prima volta che siamo da queste parti, perché oltre al V2 che facciamo noi oggi c'è anche il V1 che abbiamo fatto non molto tempo fa e che proviene da lì. Adesso per un breve tratto fino al santuario saranno in comune e dopo si divideranno. Lasciamo il sentiero V1 e anche il V12, continuiamo per il V2 e iniziamo la costa di Serravalle. Prossima tappa, la panoramicissima e storica Turris Nigra, che è poco sopra qui. Eccola qui la Turris Nigra, adesso andiamo a visitarla.
Terminata la visita panoramica alla Turris Nigra, proseguiamo per il sentiero, che è molto ben tabellato, e percorreremo la costa di Serravalle per circa 3/4, prima di scendere giù a destra per raggiungere l'altra costa, quella di Fregona. Siamo arrivati a un primo bivio. Questa si chiama la località Busa della Barca. Giù qui a sinistra si scende volendo a Marengo. Noi continuiamo per il sentiero e fra poco lasceremo il percorso principale che porta su fino al Pizzoc e scenderemo giù a destra. Dovrebbe essere indicato. Sì, infatti è indicato. Dobbiamo proseguire dritti per il sentiero. A sinistra si scende giù per la stradina. Infatti, eccolo qua, cartello V2. Qui c'è una freccia rossa gigantesca che dice di andare a sinistra, ma il sentiero qua è completamente dismesso, nonostante qualche pollo rosso sugli alberi. E poi la prosecuzione è certamente questa. Forse è un vecchio sentiero che però non è più utilizzato. Ed è tutto sbarrato anche. Proseguiamo per di qua. Dovrebbe esserci un bivio a pochi passi. Sì, è giusto. Sì, qui c'è un bivio. E noi continuiamo qui a sinistra dove c'è un bellissimo passaggio. E qui siamo nei pressi delle ex cave. Ecco, siamo arrivati all'ultima deviazione. In questo punto noi scendiamo giù a destra seguendo sempre il V2 e abbandoniamo quindi la costa di Serravalle che proseguirebbe per di qua per circa un'ora. Scendiamo giù e arriveremo sulla strada. È ripidissimo questo tratto, in discesa non è proprio facilissimo. Vabbè, ci siamo quasi adesso. E adesso si continua per il prato. Abbiamo ripreso un altro cartello V2, quindi adesso cominciamo a scendere qua. Questo è l'osservatorio. Questo alle mie spalle è l'osservatorio astronomico di Piadera, che è anche aperto al pubblico, però oggi è chiuso e quindi non possiamo entrare. Proseguiamo per il V2.
In questo punto lasciamo l'asfalto e la strada che porterebbe giù a Vittorio e, seguendo sempre il cartello V2, iniziamo a salire nel bosco e fra poco raggiungeremo la seconda costa. Eccoci qua. E qui siamo arrivati a intercettare la costa di Fregona. Il cartello V2 ci manda a destra e adesso la percorriamo praticamente tutta in direzione sud fino alla chiesetta della Madonna della Salute. Oh, cos'è questo? Questa è un'antica cava della Piera Dolza. Con una piccola deviazione la raggiungiamo. È un bellissimo posto. Mamma mia! È tipo le grotte del Calieron. Molto più piccola. Fantastico! Impressionante! Qui si può scendere giù fino proprio alla base della cava, dove sono rimasti, hanno scavato tutto e sono rimasti soltanto i pilastri per tenere sulla volta e siamo praticamente nel cuore della montagna qui. Ecco, terminata la visita della Piera Dolza, torniamo sul sentiero principale. Vediamo cos'è qua. Un'altra. No, non vado giù, ma un'altra caverna. Però qui si va diversi. Sì. No, questa non è agibile. No, questa è meglio non scendere. Ok. Stiamo per affrontare
la parte più panoramica dell'intero percorso, e cioè la costa di Fregona nella parte più meridionale. I panorami sono fantastici. Vediamo la Turris Nigra, dove eravamo poco fa, e poco più sotto a sinistra, scendendo lungo il crinale, c'è il santuario di Santa Augusta. È V2? Giù. Eccoci arrivati alla chiesa della Madonna della Salute, dove termina la costa di Fregona. Adesso, per tornare al punto di partenza, basta continuare a seguire le frecce del V2, e ce n'è proprio una lì sotto. Bisogna abbandonare l'acciottolato che scende giù in centro e prendere il sentiero che stacca sulla destra. Stiamo per terminare il sentiero che ci porterà a sbucare sulle strade asfaltate e poi in una decina di minuti a chiudere l'anello al punto di partenza. Il percorso è stato molto panoramico, ben tabellato, senza alcuna difficoltà tecnica e con vari punti di interesse. Noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video, e seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Autos. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, grazie, e alla prossima escursione con Antelacus.